Do il benvenuto al nostro relatore di questa sera, il professor Ciarlo, che ringrazio di aver accolto il nostro invito. Come sa chi segue abitualmente i nostri dialoghi, ci sono dei temi che si intrecciano, quindi questa relazione, come vedremo, in un certo senso collegata alla penultima tenuta dal professor Bezzo, però si riallaccia a temi che già abbiamo affrontato sia nei dialoghi sia in minima giuridica, che è un altro dei nostri format al quale teniamo particolarmente. Vi do alcuni avvisi. Giovedì prossimo, 10 aprile, si terranno regolarmente i dialoghi, però contrariamente a quanto avevo detto l'altra volta facciamo alle 18, perché alle 17 il sole inizia ad essere abbastanza fastidioso per chi siede qua, quindi è alle 18, rimarrà a questo orario sino alla pausa estiva. Presenteremo la donazione molto generosa avuta da Giancarlo Buffa, che ha donato al museo i suoi disegni e anche il suo archivio. Sarà una presentazione a tre voci: la professoressa Mongiu, il professor Franco Masala e il dottor Mauro Salis, storico dell'arte del museo, che ha parlato qualche dialogo fa. Quindi giovedì 10 aprile alle 18. Poi ovviamente salteremo il giovedì santo, non ci saranno dialoghi, e si riprende regolarmente il 24 aprile alle 18 con una relazione del professor Paolo Savona, che ci parlerà dalle tavolette sumeriche all'intelligenza artificiale, storia della cultura come storia dell'economia. Questo è il tema della sua lezione. Vi do alcune notizie sulle attività del museo nei prossimi giorni. Ancora questa settimana c'è la possibilità di visitare le cannoniere il venerdì mattina su prenotazione per gruppi, il sabato mattina alle 10, alle 11 e alle 12 invece senza prenotazioni. E sarà possibile ancora il venerdì pomeriggio alle 17 e alle 18 prendere parte alle visite guidate della sola parte archeologica del museo, almeno per ora, in sardo. Quindi continuano le visite in sardo il venerdì alle 17 e alle 18. Poi domenica prossima, domenica 6 aprile, sarà la prima domenica del mese, quindi come di consueto sarà ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura dello Stato, quindi anche il nostro museo. L'associazione Amici del Museo offrirà, e li ringrazio, degli approfondimenti a cura di Marcantonio Scanu e del professor Masala a partire dalle 11. Alle 11 e alle 11:30 in Pinacoteca. Attualmente il museo aprirà regolarmente alle 8:45 il sabato e la domenica, mentre non so se avete visto, fino al 18 aprile il museo apre alle 11 perché siamo in una fase molto intensa di attività di cantiere legate al PNRR, a lavori di ristrutturazione che insomma riconfigureranno, miglioreranno l'aspetto del museo, quindi la mattina presto si svolgono le lavorazioni più pesanti, quindi abbiamo preferito aprire dopo per permettere una visita insomma, non particolarmente disturbata dalle attività in corso. Però il sabato e la domenica si apre regolarmente alle 8:45. Mi corre l'obbligo di ringraziare sempre la Direzione Regionale Musei, che gestisce questo edificio e che ci ospita generosamente, e ringrazio la dottoressa Valentina Uras, che ci segue sempre da remoto, e la direttrice Patrizia Tomassetti, nonché il Comune di Cagliari, perché ricordo che queste attività sono delle attività svolte in collaborazione con la Direzione Regionale Musei, che è un istituto del nostro Ministero, e con il Comune di Cagliari sin dall'inizio. Vi ringrazio, e la professoressa Mongiu presenterà il tema di questa sera. Buonasera a chi ci segue da remoto e chi ci seguirà in futuro, perché come voi sapete, l'abbiamo sempre detto, ne approfitto perché qui c'è la direttrice generale dell'assessorato alla pubblica istruzione e beni culturali,
sport e spettacolo, noi abbiamo versato già una parte delle registrazioni alle piattaforme della Regione e continueremo a farlo perché ci sia un'accessibilità sempre più vasta per tutte le cose, per tutte le iniziative che, come voi sapete, registriamo regolarmente e mandiamo in streaming. Una delle poche eredità positive del Covid è stato questo, di poter usufruire e aver familiarità con questi strumenti. Ne approfitto vedendo tra il pubblico il professor Benedetto Ballero, perché ieri siamo andati col direttore Francesco Muscolino a ritirare una bellissima donazione che gli eredi di Francesco Cocortu ci hanno fatto, Alberto Cocortu, Benedetto Ballero e Francesco Lecis, e cioè un busto giovanile del senatore Francesco Cocortu. Quindi nel museo noi abbiamo non soltanto la famosa lastra di argento che i sardi nel 1922 donarono al senatore per questa lunga sua attività, al ministro, scusate, all'ex ministro, che non è stato senatore appunto, ma deputato, 50 anni, deputato quando i sardi riconoscenti si sottoscrissero attraverso comitati nei diversi paesi questa lastra che nel 1925, avendo già capito che cosa era successo, in maniera irreversibile momentaneamente, l'ex ministro con testamento cambiò il testamento per dedicare questa lastra dedicatoria dei sardi al Regio Museo. E gli eredi di questo ritrovato busto hanno deciso di donarlo e completare questa vetrina che noi abbiamo allestito, dedicata a quest'uomo di grandissima importanza per la nostra storia democratica, perché intravide il fascismo che stava arrivando in maniera terribile. Detto questo, a proposito di leggi, di norme e di Costituzione, noi abbiamo il padre dei costituzionalisti che abbiamo già per autoritas e per età anche, credo che gli spetti questo titolo, dei diversi costituzionalisti che noi abbiamo ospitato nei dialoghi e nei minima giuridica, appunto, che l'iniziativa che il direttore citava. Noi abbiamo seguito il percorso dell'autopercezione, di come si creano le percezioni identitarie, di come la storia crea in positivo e negativo le percezioni, e abbiamo parlato diverse volte del rapporto tra statuto speciale e beni culturali, nel rapporto Stato-Regione a statuto speciale. È un tema interessante perché l'articolo 9 chiama tutti gli elementi della Repubblica ad essere tutori di un patrimonio che appartiene momentaneamente a noi, in affido, si direbbe, per le future generazioni. Spesso dimentichiamo nel rapporto tra diverse istituzioni questa cosa che si chiama relazione dialettica di riconoscimento reciproco. Preferisco sempre usare un termine hegeliano, perché soltanto il riconoscimento porta poi a una cogestione condivisa e non a uno scontro che spesso avviene più per limiti delle persone, perché questo va detto. Le leggi sono leggi, le interpretano le persone e non tutte le persone sono uguali, e spesso le persone si trovano a incarnare i ruoli e spesso questi ruoli non corrispondono a funzioni, no, positive verso la società. Potremmo definire così anche una vexata questione che esiste, no? Anche nel rapporto di questo enorme patrimonio che noi abbiamo ereditato in Sardegna. Noi alla fine, qualsiasi tema andiamo a toccare, troviamo dimensioni potenti, che si tratti di materiale e di immateriale. Ma Gramsci scrive che non si tratta, lo dice a proposito del folklore e delle feste popolari, non si tratta di residui della storia, non si tratta di scarti della storia, si tratta di densità storiche. L'esempio è questo edificio che, si badi bene, a mio giudizio deve essere dedicato anche al culto, ma è dello Stato e della nazione. Dunque credo che tutti i soggetti coinvolti
coinvolti debbano avere questa responsabilità, intanto etica, di capire il senso di questa densità storica e nel confronto, nelle diverse commissioni che si creano, non spesso siamo all'altezza della dimensione di questo patrimonio. Diventa un cavillo, come dire, bizantino quasi, e in realtà usiamo questo termine che sarebbe anche scorretto se pensiamo al periodo bizantino in Sardegna. Quindi noi abbiamo chiamato il professor Ciarlo non soltanto per la stima personale che gli portiamo e per quanto lui ha fatto esattamente come didatta di una vasta serie di giuristi della Sardegna, e questo va riconosciuto quando uno è stato un maestro, perché che maestro produce maestri a sua volta, perché diventa esemplare, ma è stato esemplare anche per i ruoli che ha avuto, tra virgolette, politici, rappresentando le istituzioni sia governative o regionali dentro questa partita che riguarda un enorme patrimonio dismesso, e c'è una norma dello Statuto speciale che dice che quando il patrimonio dello Stato viene dismesso, la Regione in prima istanza ne è l'erede legittima, ma già che la Repubblica è fatta di Stato, Regione, Comuni, i Comuni, come ha ben detto in un'intervista il professor Ciarlo, sono quelli direttamente a contatto con i cittadini e con le civitates e quindi sanno di che cosa queste hanno bisogno anche nell'utilizzo di questo patrimonio. Va detto che non devono diventare delle bische, questo siamo tutti d'accordo, ma va detto che i luoghi si conservano se vengono utilizzati, altrimenti diventano dei rami secchi. Volete davvero che non lo sia la cosiddetta Villa di Tigelio, che mi fa pena, mi deve dire copritela, abbiatene cura di queste membra, di queste disiecta membra, non fa pena, 4 muri, sempre più esposti. Dunque cedo la parola al professor Ciarlo, che intorno a questo tema, a questi monumenti, non solo appunto ha fatto riflessioni accademiche, ma, come dicevo, ha fatto parte di commissioni che sono state realmente allora operative, e lo ringraziamo a nome di tutti noi qui presenti. Grazie Maria Antonietta per le parole affettuose che hai avuto nei miei confronti. Padre accademico dei costituzionalisti, solo da questo punto di vista. Grazie a Maria Antonietta perché anima, continua da anni e anni ad animare questi... Tutti insieme, ma insomma ce l'hai pure un ruolo di riferimento, continua ad animare questi momenti di riflessione che sono ormai veramente rari. Oggi parliamo dei beni di interesse storico, artistico, culturale, ma non solo di questo. Farò qualche accenno ad altre tematiche. In Italia noi abbiamo un grande problema, l'abbandono degli immobili in qualche modo di appartenenza pubblica. È un problema grandissimo per l'Italia ed è un problema ancora più grande per il Mezzogiorno, perché nel nord d'Italia una diversa disponibilità di risorse e, va detto con chiarezza, una diversa qualità delle amministrazioni, tutto sommato fronteggiano questa situazione. Invece purtroppo nell'Italia meridionale questa condizione di abbandono dei beni immobili di appartenenza pubblica è diventata veramente grave. Si associa anche, ma di questo farò veramente qualche piccolo cenno, anche all'abbandono di molti beni immobili di appartenenza privata su cui il pubblico ha degli strumenti per intervenire previsti dall'ordinamento, ma sostanzialmente non interviene.
Quando dico il pubblico, guardate, prescindo completamente da appartenenze politiche, visioni politiche, ma voglio fare riferimento ad alcuni dati che, come diceva Maria Antonietta, insomma andrò un po' a memoria, mi dovete scusare perché sono cose che nelle loro fasi iniziali risalgono quasi a mezzo secolo fa, insomma, no? Quindi la memoria può anche avere, ma insomma in qualche modo farò riferimento alle cose che mi sono rimaste più impresse nell'occuparmi di queste tematiche. Voi già avete parlato con Marco Bezzu, con il professor Bezzu, delle norme di attuazione degli statuti speciali e quindi anche di quello della Sardegna. Queste norme di attuazione si fanno, la faccio breve perché già ne avete sentito parlare, con decreti legislativi, cioè decreti del governo concordati tra Stato e Regioni e hanno nell'ordinamento una posizione superiore alle leggi regionali e alle leggi ordinarie, sono cosiddette norme interposte tra leggi ordinarie e leggi regionali e la Costituzione, quindi diventano parametro di la legittimità costituzionale, cioè la Corte Costituzionale può dichiarare illegittima una legge dello Stato o della Regione se è in contrasto con uno di questi decreti legislativi. La fonte di questi decreti legislativi è lo Statuto della Regione Sardegna, in particolare uno degli ultimi articoli, l'articolo 56. Va detto, per richiamare quello che in precedenza ho accennato, che alcune regioni sono riuscite ad utilizzare in maniera molto efficace le norme di attuazione e in pratica si sono costruite un ordinamento piuttosto diverso, veramente autonomo, rispetto agli ordinamenti delle altre regioni speciali, perché solo le regioni speciali hanno questa possibilità di adottare questo decreto. In particolare mi riferisco al Trentino Alto Adige, che ha una marea di norme di attuazione e così ha creato veramente un ordinamento regionale autonomo. Consentitemi di richiamare, non c'è più tra noi purtroppo, la memoria del dottor Postal, così si chiamava, un funzionario della regione Trentino Alto Adige, che per una vita si è dedicata alle norme di attuazione, segnalava alle giunte le possibilità che c'erano, le necessità, e insomma era il motore di questa. Ma poi è stato sostituito da altri funzionari altrettanto capaci. Vedete, io ho fiducia nella funzione pubblica, nei funzionari. Quando ho ricordato a un assessore della Regione Sardegna che era necessario, ma non solo a uno, ma mi hanno risposto tutti più o meno nello stesso modo, ecco, mettiamola così, tranne uno, ma insomma lasciamo stare, che era necessario costituire un ufficio permanente per le norme di attuazione, perché non è che è un mestiere che si improvvisa, insomma, non è. Uno mi rispose, ma io sono completamente d'accordo, tant'è vero che ho incaricato, Presidente, il mio capo di gabinetto. Ma non va bene, perché il capo di gabinetto, prima di tutto, con ogni probabilità faceva un altro mestiere piuttosto che occuparsi di norme di attuazione. Poi non c'è necessità di una continuità attraverso le legislature per queste cose complesse. Questo lo cito solo per dire quanto sia stata forte l'incomprensione. Cioè uno dice, guardate che ci vuole una struttura con dei dirigenti, un dirigente, non ce ne vogliono 50, un dirigente, un funzionario, uno capace, cioè non è che sta dietro una scrivania a guardare questa storia delle norme di attuazione. Poi ogni volta, vabbè, se non che, la faccio breve, arrivato a un certo punto della mia vita, nella seconda metà degli anni 90, cioè stiamo parlando di circa 30 anni fa, un ministro della Repubblica c'è una commissione paritetica composta da 2 membri di nomina regionale e 2 membri di nomina statale,
per redigere questi decreti legislativi. Un Ministro della Repubblica ha avuto la bontà di nominarmi, assieme a un altro collega, come componente di parte statale nella commissione paritetica. Poi c'erano l'avvocato Carrus per la Regione e un altro funzionario, prima ho cercato con Gianluca di ricordare, di cui non mi ricordo, bravo, molto bravo anche lui, che si occupava del bilancio della Regione. E io per la verità mi sono messo a fare il sardo, diciamo così, insomma, no? Piuttosto che ho visto che la Giunta aveva difficoltà, eccetera, e ho iniziato a portare io in commissione paritetica proposte di decreti legislativi, il che era del tutto atipico. Infatti i funzionari del governo me lo fecero notare, dicevano: ma lei è di nomina governativa, che si mette a fare le proposte di legge per la Regione al posto della Regione? Io dissi: vabbè, vediamo, fino a che il Ministro non dice niente andiamo avanti, quando il Ministro si lamenterà vedremo, ne parleremo, eccetera. E allora in quel paio d'anni, forse 3, non mi ricordo, che sono stato Presidente della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto, tra le altre cose proposi una norma di attuazione perché per il passaggio permanente, perché ci fosse anche lì una commissione paritetica che lavorasse in permanenza alla individuazione dei beni dello Stato defunzionalizzati, dismessi, che potessero passare alla Regione. Facemmo alcune cose in quella circostanza, appunto anche perché c'era questa fortunata coincidenza che il Ministro mi dava molta fiducia. Pensate che in Sardegna ci sono 8 porti con una zona franca doganale, quella di Cagliari già delimitata dentro. Insomma, voglio dire, 8 porti. Vero che la Sardegna è un'isola, ma riuscì a fare questa cosa scovando una norma nell'ordinamento comunitario che non ha niente a che vedere con la zona franca fiscale, che è una bufala colossale, ma zona franca doganale, che è una cosa difficile da gestire, che però qualche vantaggio se ne può pure trarre, se si vuole trarre, se le amministrazioni portuali sono capaci di trarne vantaggio, ma devo dire, poi è rimasta lettera morta. È rimasta lettera morta e con grande dispiacere, perché poteva essere un'occasione vera di sviluppo della portualità in Sardegna. Tra le altre cose, proposi anche una norma che consentisse di avere una struttura permanente, anche qui una commissione paritetica, 2 regionali e 2 statali, per individuare i beni da trasferire alla Regione. Non facemmo a tempo, alla fine degli anni 90, ad approvarlo, ma poi dopo una delle commissioni paritetiche che è venuta successivamente, dove era parte di questa commissione paritetica Ilenia Ruggiu, ormai sono tutti colleghi questi, perché poi il tempo passa, insomma, e venne approvato il decreto legislativo 267 del 2006. Allora, questa proposta fu avanzata nella commissione paritetica, quella principale dello Statuto, alla fine degli anni 90, dopo una decina d'anni, fortunosamente, diciamo così, ha visto la luce il decreto legislativo a suo tempo proposto. E così. Qui c'è il dottor Palla, bravissimo, che ai tempi era capo di gabinetto dell'assessore, che non mi ricordo quando, ma credo nel 2018, grazie, cioè 8 anni dopo l'approvazione
del decreto legislativo che lo consentiva, però uno può sempre dire meglio tardi che mai, però fino a un certo punto, insomma, no? Perché poi si fa la somma e come diceva quel tale la somma fa il totale, insomma, no? Da fine degli anni 90 il decreto legislativo eccetera, nel 2018 veniamo nominati dalla Giunta del Tempo, io e il collega Tramontin per la parte regionale, e poi c'erano 2 funzionari, uno del Tesoro e uno dei beni culturali, per la individuazione dei beni da trasferire. Una parte di questo, insomma, io sono stato fortunato perché in quella circostanza ho avuto la possibilità di conoscere Gianluca Palla, che è qui, quindi è una chiara azione di captatio benevolenza, diciamo così, poi mi restituirà qualcosa, non lo so, che era capo di gabinetto dell'assessore, funzionario bravissimo, della direzione del demanio, quindi statale, funzionario statale. E allora avevamo una specie di quinta colonna che ci consigliava, insomma, e cercammo di avviare, però non riuscimmo a concludere quasi niente, perché questa commissione, qualcosa facemmo, ma insomma, ecco, una cosa, ma non mi ricordo se nella prima commissione trasferimmo anche dei fari, che erano i fari, se è giusto, i fari, ecco, vedi, è una cosa importante questa dei fari, no? Perché naturalmente poi intorno a questi fari abbandonati si sviluppa una certa attività economica, occupazione, eccetera, eccetera. I fari e pure qualche altra cosa, che facciamo? Sì. Capodorso, sì, alcune cose, riuscimmo a fare alcune cose, ma non tanto, perché in realtà noi fummo nominati nel 2018 e naturalmente la legislatura finiva nel 2020, giusto? 19, quindi non è che avevamo tutto questo tempo, andammo di corsa. Tra l'altro avvenne anche una specie di miracolo, perché io chiesi la cortesia al dottor Palla di accompagnarci, a me a Tramontina, a Roma, a queste riunioni, cosa assolutamente illegittima, perché partecipava alle riunioni un soggetto che non faceva parte delle commissioni, ma il dottor Palla era molto attento, le cose ce le diceva, ma devo dire c'era anche una disponibilità dei funzionari ministeriali che non fecero nessuna. Io dissi il capo di gabinetto è uno competente, insomma ci aiuta, e quindi dopo di ciò adesso per l'occasione di oggi ho fatto una ricerchina superficiale, per carità, quindi posso avere sbagliato, una ricerchina su internet, ma non ho trovato niente se non la nomina della commissione paritetica con, di nuovo, insomma questa dove stavamo io e Palla e Tramontin, del 17, con deliberazione della Giunta del 17/1/2023. Ma 2023 è a ridosso della fine della legislatura. Mi pare che questa commissione non si sia mai riunita. Allora, come dire, fine anni 90, prime proposte di decreto legislativo del 2006, nel 2018 e 2019, in un anno facemmo alcune cose, poi non se ne è saputo più niente, fino a questa nomina del 2023 che è come non fatta, perché naturalmente la fai fino a che uno si siede, prende un po' conoscenza dei problemi e alla fine. Devo dire, qui c'è anche la dottoressa Giglio, che questo mi sono conservato un po' di cose, normalmente butto via tutto, non ho un archivio come... Direttrice generale dell'assessorato alla pubblica istruzione e beni culturali. Allora credo stessa agli enti locali. Gli enti locali, che è l'assessorato competente per queste cose. E qua anche il dottor Palla era capo di gabinetto all'assessorato degli enti locali. E la Regione aveva fatto uno studio, me lo sono conservato anche perché c'erano tante fotografie aeree
la Regione aveva predisposto uno studio su questi beni che potevano, uno studio parziale va detto perché non c'erano tutti quanti, c'erano alcuni di questi beni abbandonati dallo Stato che potevano essere utilmente trasferiti alla Regione. Abbiamo provato a fare delle cose, qualche bene è stato trasferito di questo dell'elenco, quindi ci sono stati dei lavori, degli studi, ma poi insomma in sostanza abbandonati. Poi adesso ho visto un altro documentino che c'era un altro studio fatto per la verità un po' diversamente sul patrimonio regionale, risale al 2015, a cura di dottor Raffaele Boi, avvocato Fabrizio Madello e ingegnere Stefania Zedda, che io non conosco, no, forse la Zedda sì, ma insomma vabbè, non ha importanza. Però anche qui, vedete, noi abbiamo, come dire, soprattutto io, perché abbiamo un problema di sensibilità storica, come dire, no? Questo studio del 2015 ci sembra uno studio recente, ma è di 10 anni fa. Quando si vanno a valutare, quando non c'è stato altro, no? Quando si vanno a valutare queste cose e si contano gli anni, diventa drammatica perché è una cosa di 10 anni fa, che può andare bene anche oggi, che vi devo dire, è uno studio fatto bene, eccetera, eccetera, però è una roba di 10 anni fa. Allora noi siamo di fronte a questa situazione. Da una parte ci sono immobili di appartenenza pubblica, dico in senso lato, più o meno abbandonati, e dall'altra parte non c'è una vera iniziativa politica. Vedete, le amministrazioni, si dice, qualcuno ha detto che i burocrati sono dei fannulloni, che la burocrazia è all'origine di tutti i mali, eccetera, eccetera. Ma la burocrazia è guidata dalla politica. Cioè i funzionari alla fine cercano di applicare le leggi cercando di tutelare anche un po' se stessi per non esporsi più del necessario. E quello che si può riscontrare su questa tematica è una forte carenza di iniziativa politica. Cioè una forte carenza di iniziativa politica da parte un po' di tutti. Adesso naturalmente si può sempre fare il conto delle responsabilità, chi ha fatto qualcosa, chi ha fatto poco, chi non ha fatto niente. Però nell'insieme diciamo che questo è un bene trascurato, è una tematica trascurata in tutta l'Italia meridionale, in particolare da noi qui in Sardegna e, consentitemi, in particolare a Cagliari. Perché se voi guardate il centro di Cagliari, ci sono un'infinità, potremmo dire, data la conformazione della città, di beni pubblici statali demansionati, defunzionalizzati, oppure utilizzati in maniera anche un po' strumentale. Io naturalmente ho vivo il ricordo di quando Maria Antonietta ci portò tutti in galera, diciamo così, no? A visitare il carcere di Buoncammino. Migliaia di persone facevano la fila sotto la pioggia. 43.000. 43.000. Lei ha portato il conto, stava lì, li contava uno a uno con la bacchetta. E lì pare, io non so bene, poi posso sbagliare per carità, che ci sia un archivio statale. Adesso va benissimo, almeno c'è qualcuno che ripara il tetto, voglio dire, perché riparare il tetto a questi edifici è la prima cosa necessaria. Però voglio dire, se uno deve fare un archivio e ci sono tanti edifici in periferia che non hanno lo stesso valore, eccetera, no? Che possono tranquillamente essere usati per un archivio, che probabilmente sarà un archivio storico, di deposito, non credo un archivio corrente, perché questo lo terranno
lo terranno a Palazzo di Giustizia, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, questo per esempio è un esempio dove, perché? Perché per esempio quando noi Tramontin nella commissione paritetica sollevò con molta forza il problema della caserma Aberle. Ederle, scusate, passati 40 anni, che è quella di Calamosca, diciamo così, insomma. Ecco, quindi ce l'ho chiaro. Ma la parte statale, diciamo così, si opponeva perché diceva che la caserma, voi sapete, Calamosca, insomma, non c'è niente, non era defunzionalizzata. E perché non è? Sei dipendenti, perché hanno una specie di archivio pure loro. Allora uno raccoglie un po' di carte, io a casa ho abbondanza di carte, quindi se vi serve me le porto e facciamo un archivio da qualche parte, no? E diciamo che non è defunzionalizzato. E questi casi sono molto frequenti, perché lo Stato ha avuto su questo trasferimento dei beni sempre un atteggiamento difensivo. Quando noi facemmo questa commissione, la funzionaria del Tesoro diceva sempre di no, fino a che un giorno io le dissi: dottoressa, lei dice sempre di no, lo mettiamo a verbale? Mettiamo a verbale che lei dice di no a qualsiasi cosa. Siccome l'altro statale, cioè quello dei beni culturali, era molto più disponibile, insomma si ragionava, eccetera, lei subito fece un po' macchina indietro per cercare. E la caserma, l'elenco è lunghissimo. Il buon Dio ci ha regalato il Poetto, ma da quando, io poi ho una memoria precisa, da quando mi sono trasferito qui, cioè 35 anni fa. 35 anni fa c'era il Rudere, quella specie di vecchio ospedale, lì non so cosa. E la colonia Dux che ancora sta lì a degradarsi, in attesa che qualche funzionario regionale allora, qualche cosa si metta deve una fare firma. o no? Sono almeno 35 anni, perché quando io arrivai tutto ammirato dalla bellezza del Poetto, che tutto sommato è stato salvato dal comune, dalla regione, da chiunque, eccetera, eccetera, però c'è questo immobile. Perdonami, sì. Noi abbiamo dedicato come un dialogo a Badas, Ubaldo Badas, che è il progettista, era il progettista della Dux alla fine degli anni 30, non solo, ma in uno dei pomeriggi di paesaggio nell'ex Regio Museo noi abbiamo dedicato un'intera serata a tutte le cose che si possono vedere ancora a Cagliari di Ubaldo Badas, di questo gigante, di questo Le Corbusier nostro. E finché, speriamo che dopo bandi, finalmente un bando è andato in porto, ma non si riesce ancora a sbloccare questa cosa, non si capisce. In questo caso la regione, che qui ci sono altissimi dirigenti, quindi uno dice abbiate pazienza, cioè non è che tu blocchi una cosa così importante, perché sarebbe esemplare un recupero funzionale, quello che nel mondo dei beni culturali giustamente le nostre cugine della sopra chiamano rifunzionalizzazione, che è necessaria, altrimenti diventano delle macerie e attenzione, monumenti della nostra incapacità di decisione e di visione. Io ti do ragione su questo, sono 35 Adesso anni. Io non mi permetto assolutamente di dire che cosa si deve fare lì, eccetera. Come si dice, tot berritas, come la faccenda? No, che tu concas, che tu berritas. No, ma lo devo narrare bene. Si bacconca, ba berritas, ma se non bacconca non manco berritas. Meglio, cioè, voglio dire, a volte hanno bacconcas. Non mi avventuro neanche lontanamente nell'ipotizzare che destinazione, ma qualcosa bisogna fare però, insomma. Se è 35 anni almeno che sta combinato così. E un'altra cosa, ci ho provato ma non ci sono riuscito, di fronte al Palazzo del Rettorato c'è un altro, credo fosse un vecchio convento, completamente abbandonato, c'è forse qualche stanza utilizzata, non lo so, insomma una cosa così, eccetera. Quindi
come dire, chi è senza peccato è il caso di scagli la prima tegola, nel senso che c'è lo Stato che abbandona dei beni perché è lontano, non lo sa o lo sa benissimo ma non se ne vuole occupare. Però anche la Regione ci mette del suo, o il Comune o le istituzioni locali in generale, nel senso che da una parte non prendono l'iniziativa perché i beni defunzionalizzati dallo Stato, cioè che lo Stato non usa più, anche se lo Stato ricorre a 50.000 espedienti per rinviare 6, come si diceva, 6 alla caserma lì, insomma, no? È la stessa cosa dell'ospedale militare, insomma, no? Io una volta sono stato, insomma, cercavo di prendere qualche spazio lì per l'università, sono stato affettuosamente ricevuto, molto gentilmente ricevuto da un ufficiale. In tutto l'ospedale militare c'era l'ufficiale e il barista che mi offrirono il caffè, furono molto cortesi, eccetera. Naturalmente non se ne combinò niente. Ma la lista di questi edifici pubblici che condizionano il centro di Cagliari è praticamente infinita. Altri edifici, quelli per esempio dei cosiddetti dell'Istituto Cechi, dove c'è un altro grande istituto a Monserrato e questo istituto praticamente è abbandonato, ci sono un paio di persone, eccetera. Allora, non è che mancano gli strumenti normativi. Gli strumenti normativi ci sono, manca la volontà politica, l'attenzione politica. Non è tanto neanche la volontà politica, perché non è un problema, questo lo dico io e non lo dici tu e quindi io sono favorito perché lo dico io. No, insomma sono cose sulle quali dovrebbe essere facile trovare delle convergenze, almeno per salvaguardare questi beni. Quindi da una parte esistono le normative dovrebbero essere solo praticate, ma non vengono praticate, applicate, però non voglio usare questo termine applicare perché sembra, come dire, quasi un fatto coattivo. No, devono essere praticate, devono essere seguite, devono essere attuate, che vi devo dire? Queste normative che esistono, in primo luogo dunque bisogna chiamare la politica alle sue responsabilità. D'altra parte, di minore importanza certamente, ci sono anche tanti immobili privati che languono in stato di abbandono. Non è detto che le istituzioni pubbliche non possano intervenire anche su questi beni privati. Per esempio, e questo più volte, poi sono riuscito in una sola amministrazione, peraltro piccola, a spiegare a questa amministrazione che le procedure di esproprio non sono una cosa impossibile. Ci vuole il suo tempo, ci vogliono 2 anni, 3 anni, si possono fare accordi con i vecchi proprietari che si vedono, insomma, ma diciamo che se c'è qualcuno che una procedura di esproprio la sa gestire, ci vogliono più o meno 3 anni, un po' di più, insomma una cosa del genere, che sono sempre 3 anni, però insomma è un tempo ragionevole, è un tempo compreso in una legislatura. Quindi se io inizio legislatura, diciamo al 3° anno o al 4° anno posso dire abbiamo recuperato almeno come titolarità del bene un certo bene, eccetera, eccetera. E quindi da una parte c'è questa difficoltà per i beni di appartenenza pubblica, dall'altra parte c'è anche questa mancanza. Poi, come dire, la sfera privata ha tante risorse del suo, diciamo così, economiche, interessi economici che mettono in funzione recuperi, rifunzionalizzazioni, ma se invece tutto questo non può accadere per i beni pubblici. Per esempio voi vedete ad Elmas, qualsiasi sia il giudizio su questa iniziativa, però sono stati recuperati capannoni abbandonati per farne un centro commerciale specializzato
può piacere o non piacere, però si è messo in moto un meccanismo. Per i beni pubblici, se non c'è la volontà pubblica, invece questi meccanismi non si possono mettere in moto. E allora se noi guardiamo alla città di Cagliari, iniziando dal largo a risalire tra gli edifici che ho già nominato, possiamo aggiungere anche San Giovanni di Dio, che ha una sottoutilizzazione evidente, insomma, no? Anche lì possono rimanere strutture sanitarie, ma certo non tutto l'edificio che si collega all'ospedale militare. Bisogna anche avere idee su come rifunzionalizzare, cioè su che cosa farci dopo dentro, però le normative ci sono. Io ringrazio Maria Antonietta di avermi dato la possibilità di fare questi ricordi, diciamo, che però sono ricordi di 35 anni, insomma, e non mi pare che si sia arrivati a grandi soluzioni. Grazie. Io ringrazio particolarmente il dottor Ciarlo, che ci ha fatto un po' di... Ci sono anche esempi positivi di Stato con Stato. Il Demanio ci ha dato come musei nazionali il Teatro dell'Arco, che era chiuso 30 anni. Noi come musei nazionali abbiamo investito non molti soldi, a dire la verità, quanto era? Abbiamo 90.000 euro, in neanche un anno l'abbiamo ristrutturato e aperto al pubblico, quindi si può fare, se uno vuole, chi vuole va, diceva il professor Barrecca, chi non vuole manda e inizia a dire no, questo non si può fare semplicemente perché non si applica. Stasera abbiamo l'opportunità di avere anche alcuni protagonisti. Scusa, sì. Ho dimenticato di dire una cosa che è sempre legata a Maria Antonietta. Insomma, in queste occasioni forse si può ipotizzare che persone come noi, diciamo così, adottino un immobile e cercano di fare pressione su quell'immobile, perché la politica e le istituzioni pubbliche si attivino. Scusate di questa C'è anche un altro bene comune, che è la competenza che le persone hanno acquisito nella loro vita, e siccome l'età media nostra si è anche allungata grazie alla scienza e alla medicina, è anche possibile, come sta accadendo pro bono, che molti di noi abbiano messo a disposizione nella terza età la loro competenza per le istituzioni pubbliche. No? Sta accadendo, accade, quindi voglio dire c'è una dimensione collettiva anche della competenza. Allora, ed è per questo che dico, siccome ci sono casi positivi, come Presidente del FAI vi ricorderete che un gruppo di persone aprimmo 4 mesi dopo la chiusura il carcere di Buoncammino alle persone, le 43.000 persone, ti ricordi Franco Masa, l'abbiamo come percorso insieme ai detenuti e allora direttore straordinario che è venuto a mancare, credo una persona, mentre tutti si riunivano a discutere che fare, noi a quel punto abbiamo detto facciamo e proviamo. Quel percorso era... Chi era stato a vedere delle carceri storiche che erano state aperte al pubblico, si trattava di imitare quello che altri avevano fatto senza inventarsi nulla con poca spesa, e 43.000 persone hanno visto con una specie di attenzione, devo dire, impressionante, anche la cella di Lussu, che tuttora è stata protagonista di un film, no? Ma tutte le persone, e devo dire però anche che andavano a vedere la cella dove per pochi giorni l'allora presidente del Cagliari era stato detenuto, quindi se l'è giocato Cellino con Lussu, però c'è la possibilità, oppure anche abbiamo parlato della Edel, che io conosco perché è stato il deposito quando abbiamo fatto l'iniziativa sociale ad Ade Diuvandum, e lì mi sono accorta che l'ospedale militare che abbiamo utilizzato in quell'azione sociale positiva di supporto alla sanità pubblica, quanto fosse vuoto, perché noi abbiamo attrezzato quel laboratorio con i soldi raccolti con Adiuvando, quindi ci sono edifici vuoti che nella vita del quartiere, di quartieri sempre più vecchi, ma certo che se tu non hai delle animazioni positive la gente se ne va pure, oppure diventano i luoghi diventano in mano alla malavita notturna che sta arrivando nei nostri quartieri centrali.
no? Questa sorta, le chiamano movida come li chiamano. Ecco, dico che i luoghi abbandonati degradano, io sono del parere che bisogna utilizzarli e che sostanzialmente i comuni in prima persona, io sono del parere che proprio i comuni siano gli interlocutori. Il comune di Cagliari ha una dimensione talmente straordinaria che ha bisogno di un luogo apposito. A Cagliari c'è un assessorato alla cultura, non c'è un assessorato al patrimonio dei beni culturali, e questo è una mancanza per una città storica come questa. Io mi auguro, c'è qui la vice sindaca di Cagliari, c'è l'ex sindaco di Cagliari Emilio Floris, c'è la dottoressa Giglio che è la direttrice, c'è il dottor Pala, quindi d'accordo adesso in 3 secondi di nostra, come si chiama, se qualcuno di loro volesse completare il quadro fatto in particolare dalla dottoressa Mancini o anche la dottoressa Giglio, il professor Ballero o il dottor Floris, qui sono, quindi avete la possibilità, dottor Palla e dintorni, di completare alcuni quadri, anche il dottor Floris, che è stato sindaco di Cagliari per 2 consigliature e che, come tutti i politici, sappiate, quelli di mestiere, in realtà dopo che smettono il loro percorso si guardano indietro e dicono: ma questo perché non l'ho fatto? Era così semplice. In realtà, purtroppo, quando sei al centro del potere, a volte, come hai detto bene tu, anziché seguire le indicazioni sia della struttura amministrativa, di dirigenti e funzionari, che speriamo non siano in partibus infidelium anche loro, che se diventano in partibus infidelium, ovvero sia dentro la politica, siamo finiti. Se rispondono a piccole logiche, noi siamo proprio finiti definitivamente. Prego. Il pentito per eccellenza. Ok, dottor Palla. Dai, il sindaco. No. Grazie a tutti e grazie alla professoressa. Porto i saluti chiaramente del nostro direttore regionale, la dottoressa Soddu, che non è potuta venire, insomma, perché aveva un altro impegno, però avrebbe avuto certamente il piacere. Prima il professor Ciarlo, che come ha detto prima ha avuto modo di conoscere nell'occasione della commissione paritetica, l'unica che si è tenuta, e non dopo 10 anni o dopo 6 anni, ma in realtà dopo 12 anni da che è stata introdotta la norma, perché era il 2006 quando venne introdotta la norma che modificò e introdusse queste commissioni paritetiche, e devo dire che in quell'occasione, insomma, è stato anche molto determinante e determinato, perché la dottoressa del Tesoro, che insomma si opponeva a certi trasferimenti, insomma, diciamo che il professor Ciarlo ha avuto modo di far presente che i trasferimenti andavano fatti. Ha dato uno scenario un po' desolante, però, diciamocelo, nel senso, un po' desolante lo scenario che ha dato, nel senso, e ci assumiamo anche tutte le responsabilità, nel senso che ogni qualvolta un immobile pubblico, un immobile statale, un immobile regionale, penso di poter dire anche per la dottoressa Giglio e la dottoressa Mangire, non viene utilizzato a dovere, è per noi certamente una sorta di fallimento, nel senso che il nostro compito è valorizzarli e cercarli di utilizzarli al meglio. In tanti casi ci riusciamo, non è vero che sono tutti abbandonati, nel senso molti beni di interesse storico-artistico sono sedi di pubbliche amministrazioni, abbiamo qui vicino, a parte il posto dove siamo adesso, che insomma è utilizzato dai musei, ma la stessa caserma del Comando Legione è un bene di interesse storico-artistico, l'Archivio di Stato è un bene di interesse storico-artistico, sono per lo più sedi di pubbliche amministrazioni. Il nostro compito è utilizzare anche quelli che attualmente sono vuoti, e per questa ragione ha lanciato il professor Ciarlo un appello a individuare delle soluzioni politiche possibilmente
come Comune, Regione, Agenzia delle Dà e Autorità Portuale, lo scorso 11 dicembre abbiamo sottoscritto il cosiddetto Piano Città, che è uno strumento col quale tutti i principali proprietari di immobili pubblici hanno inteso mettere a fattor comune le proprie competenze e capacità per individuare delle soluzioni per quelli che sono gli immobili all'interno, in questo caso di Cagliari, per cercare insomma di trarre da quello che è l'inutilizzo o il semi-inutilizzo di alcuni beni. Questo è volto prioritariamente a attuare quella che è un'indicazione che arriva direttamente dal Ministro, di porre l'utenza al centro. Cioè, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è andare un po' oltre quello che è la segmentazione delle proprietà, cioè dire questo è dello Stato, questo è della Regione, questo è del Comune, ma semplicemente ragionare in termini di c'è un immobile vuoto, che cosa ne possiamo fare? Come possiamo attuare l'obiettivo prioritario che ci poniamo come enti pubblici di dare una giusta destinazione a quell'immobile, e in questo senso stiamo lavorando. Abbiamo firmato l'accordo, come ho detto, e abbiamo già fatto alcuni tavoli operativi. Il prossimo si terrà il 16 di aprile e avrà come oggetto proprio l'ex carcere di Buoncamino, che ora il professore ha detto che è un archivio, in realtà è ancora sede dell'amministrazione penitenziaria, è certamente sottoutilizzato. Noi come amministrazione statale, dovendo utilizzarli prioritariamente per quelle che sono le sedi di amministrazioni pubbliche, abbiamo ipotizzato e previsto uno stanziamento di circa 60 milioni di euro, chiaramente per finalità istituzionali, perché quello è quello che è il nostro principale obiettivo. Nel corso di questo tavolo è emerso l'interesse dell'amministrazione comunale e dell'amministrazione regionale di utilizzarlo anche per altre finalità. Si è detto, bene, cerchiamo di mettere insieme le forze. Che cosa abbiamo? Abbiamo che magari per noi l'obiettivo era chiudere la locazione passiva dell'attuale questura, che spende circa 1 milione di euro, quindi l'obiettivo era quello di rifunzionalizzarlo per uffici pubblici. L'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale rappresentano altre istanze che arrivano direttamente dalla collettività, e noi siamo, proprio grazie a questo strumento, siamo assolutamente aperti a individuare nuove soluzioni, e credo e spero che tramite la sinergia da parte di tutti si possa giungere insomma, a quello che è questo obiettivo prioritario. I soldi ci sono stati stanziati, la volontà c'è, l'amministrazione comunale si è molto spinta per quanto riguarda il carcere di Buoncamino, anche l'amministrazione regionale sta partecipando attivamente, quindi abbiamo il supporto scientifico da parte dell'università, quindi auspichiamo veramente di individuare in tempi rapidi una soluzione e poter andare avanti per trarre quello che è un edificio simbolo di questa città da quello che è l'attuale semi-inutilizzo. Grazie. Allora, se non ci sono altre... Allora, la cosa da dire è che probabilmente quando il professor Ciarlo diceva depositi, significa questo, che gli edifici storici, forse per essere rifunzionalizzati come depositi di materiale archeologico, di materiale archivistico, di materiale bibliotecario, hanno bisogno di molti interventi, laddove oggi per quanto riguarda depositi archeologici tremo pensando alle cose archeologiche dentro quelle caserme lì, non voglio neanche pensarci perché vivono condizioni di sofferenza. Quindi l'esempio, continuo a ribadirlo, che ci ha portato Cristian Greco, direttore degli Egizi, ormai è come dire, luce e bussola per tutto il mondo, cioè i depositi sono aperti. Non ci sono depositi chiusi, i depositi sono aperti e visitabili, quindi sono dei luoghi di esposizione. Se a Buoncamino si fanno depositi aperti va bene, ma tenere tutto il materiale, lo dico perché sono anche indicazioni del nostro Ministero, dove si fa anche c'è molta rigidità nei confronti di tutto. Ma leggo nel giornale stamattina una serie di cose, mi preoccupo, perché significa che, come diceva il professor Ciarlo, ci deve essere una visione complessiva, e allora i tavoli tecnici sono l'attuazione di una visione che è quella che i cittadini hanno espresso attraverso... Prego. La vice sindaca di Cagliari, Cristina Mancini, la dottoressa Mancini.
due esempi, Prego. professor Ciarlo, con l'Università di Cagliari, proprio in attuazione del lavoro che è stato avviato. Si sente, sì, si sente. Allora, in conseguenza di questo piano città, già abbiamo definito e chiuso con l'Università di Cagliari, non formalizzato ancora, però ci sono stati già gli accordi col Rettore, di dare all'Università di Cagliari 2 immobili del Comune di Cagliari che al momento non sono utilizzati, e sono Saddomu, quella locale dove c'era l'ex scuola media Manno, attualmente occupata, che daremo nella disponibilità della Facoltà di Architettura che ha bisogno di spazi, e poi la scuola elementare Italo Stagno, quella che c'è all'incrocio di via Esmirrionis, sempre all'università, perché facciano, però lì abbiamo messo noi un po', perché facciano, la aprano come sale studio per gli studenti dell'Università di Saduchessa, ingegneria. È un risultato che praticamente nel giro di 2 mesi è stato raggiunto su immobili non utilizzati dal Comune, e che a noi fa molto piacere possano essere utilizzati dall'università, perché Cagliari ambisce a diventare città universitaria. Allora, siamo ben contenti che si sia aperto anche questa piccola integrazione, perché a questo servono i dialoghi, proprio a approfondire e anche risolvere letteralmente. Dico questo, da che il museo è autonomo, da che abbiamo i musei autonomi, proprio la disponibilità della direzione dei musei, del comune, della regione, del demanio ha fatto sì che finalmente in cittadella dei musei l'irrisolto di chi è cosa, con l'affidamento ai musei nazionali di tutti i muri, no, perimetrali, di spazi ben precisi, di Porta Cristina, che stiamo già restaurando, come abbiamo restaurato la porta d'ingresso, la porta dell'Arsenale, che era in condizioni pazzesche, liberando in collaborazione col Comune tutto lo spazio. Quindi se uno vuole le cose le fa, perché le competenze sia dal punto di vista giuridico, come bene ci ha spiegato il professor Ciarlo, è la disponibilità delle persone che fanno parte pro tempore brevi delle istituzioni a risolvere, ma se non lo vogliono fare perché hanno una dimensione che non dichiarano, che è quella di farsi i fatti loro praticamente, cioè io terra a terra, non è che, perché se uno dice non è disponibile alla discussione, a mettersi d'accordo, a interloquire, a non avere sempre ragione, perché non è un problema di ragione, è dire il bene dei cittadini. Qual è quello? Beh, allora andiamo e facciamo il bene dei cittadini. Siamo qui per questo, le classi dirigenti sono questo. Le altre non sono classi dirigenti, sono cose tribali, etniche, tutto quello che ci pare piace. Quindi noi così continueremo a crederci nelle istituzioni, nella Costituzione, nello Statuto e nelle competenze vere, che sono quelle che risolvono i problemi e non li creano. Allora, ci vediamo domenica per la prima giornata, per la prima domenica del mese, gratuità per l'ingresso ai musei, alle cannoniere, eccetera, e poi la prossima settimana, finalmente, ringraziando Giancarlo Bufa per questo dono meraviglioso che ci ha fatto, insieme a tutti gli altri che sono arrivati dopo di lui. Grazie mille, buona serata.